La Civica Orchestra di Fiate Giuseppe Verdi, città di Trieste, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e il contributo della Fondazione Kathleen Foreman Casali, presenta Aperitivi in musica di e con Giovanni Baldini. Non c'è bisogno di sentire altro, abbiamo già riconosciuto il format ideato e creato da Sylvester Stallone che ha dato vita ad un vero e proprio filone cinematografico. In questa breve pillola cercheremo di capire perché, come sia stato possibile riassumere in un brano musicale o in alcuni brani musicali tutti gli elementi che rendono i film di Rocky leggendari, cioè la musica, la sceneggiatura, il messaggio, gli attori e quant'altro. Già Platone, più di 2000 anni fa, sapeva che alcuni tipi di musiche, alcuni tipi di note, alcuni tipi di scale che al tempo si denominavano modi, erano in grado di ispirare determinati sentimenti nell'ascoltatore, per esempio la mollezza o l'eroismo. Come possiamo intuire, già il ritmo di questa fanfara, di questo brano, è vivace, sprizza energia da tutti i pori. Potremmo subito intuire la differenza di carattere fra un brano lento che esprimerà rilassatezza, tranquillità e l'energica fanfara iniziale di Rocky. Questa pulsazione ci richiama alle armi. Perché? Perché in fin dei conti Rocky è un pugile, un combattente che attraverso la box vuole riscattare una vita fatta di sofferenze, amarezze e insuccessi. La pellicola però non è costellata soltanto di vittorie, di momenti esaltanti, tutt'altro. La solitudine viene magnificamente espressa da Bill Conti, il compositore, nel brano Alone in the Ring. Riascoltiamo brevemente queste tre note perché poco più avanti nel brano finale, The Final Bell, cioè l'ultima campana, si trasformeranno in un definitivo successo, una sorta di metafora della vita, proprio quello che ci esprimeva la più profonda e tetra solitudine diventerà trionfo, vittoria.